La Chiesa oggi celebra Sant'Oddone di Cluny. Il nome Oddone è di origine germanica e significa persona potente. La variante francese femminile del nome è Odette. Oggi, 18 novembre, si svolge la giornata europea degli antibiotici. Si tratta di un'iniziativa europea di sanità pubblica che ha come obiettivo la sensibilizzazione sulla minaccia rappresentata dalla resistenza agli antimicrobici, di cui più temuti al momento risultano gli antibiotici. Si utilizza a tal proposito un termine, antimicrobial stewardship, che definisce una serie di azioni programmate per garantire l'uso appropriato degli antibiotici negli ospedali. Dopo 120 anni di lavori, cui parteciparono i più grandi geni dell'architettura, il 18 novembre 1626 Papa Urbano VIII consacrò la Basilica di San Pietro, sorta nel luogo di sepoltura dell'Apostolo Pietro. La Basilica fu riconosciuta nel 1980 Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Con una media di 7 milioni di presenze all'anno, è al secondo posto nella classifica mondiale dei luoghi della cristianità più visitati. Ma sapete che ci sono delle condizioni per cui l'acqua può essere definita dura? Stiamo parlando di acqua particolarmente concentrata in calcio e magnesio. Vengono definiti dei veri e propri limiti di questo indice dell'acqua, in quanto potrebbe rendersi responsabile di danneggiamento degli elettrodomestici che sono presenti nelle nostre abitazioni. I sali, infatti, per riscaldamento o evaporazione possono formare delle incrostazioni di calcare o di altro genere. Buongiorno ai 12, la luna in Scorpione oggi tinge il cielo di una certa voglia di desiderio, di passione. Vediamo cosa accade ai segni dello zodiaco. Ariete, per voi buone notizie, non solo perché il vostro pianeta Marte è in trigono, ma perché la luna si tinge dei colori rossi dello Scorpione, a voi abbastanza affine. Ecco, vedrete che praticamente si distendono un po' le cose in amore, finalmente riconquistate proprio il più bello dei vostri traguardi, stare bene con una persona. Toro, per voi oggi la luna è in opposizione e quell'Urano che torna di nuovo a ostacolarvi è davvero insopportabile, anche se il reticolato planetario propone degli ottimi recuperi. Avrete comunque tutti gli aiuti possibili, i sostegni e le partecipazioni, quindi per qualunque cosa contate su quanto bene avete seminato. Gemelli, per voi oggi la giornata sembra essere un pochino più ordinata, proprio perché i pianeti tengono molto meglio a bada Urano e l'opposizione che esercita sul vostro pianeta Mercurio. Anche se in tutto ciò non potete e non dovete avere fretta, c'è un momento di stallo, di fermo, cercate di pazientare e non giocatevi nervosamente delle possibilità. Cancro, per voi oggi la disposizione del cielo è molto piacevole, la luna è in segno d'acqua e nello Scorpione e Giove nei vostri gradi sta finalmente facendo il suo dovere, aiutato e sostenuto dagli altri pianeti e dalla forza del Sole che realizzerà proprio i vostri desideri. Sono previste anche delle entrate economiche importanti. Leone, la vostra giornata oggi procede in una maniera un pochino più provocatoria, siete un po' più ironici, un po' più pronti a dire le cose proprio in maniera diretta, senza troppi peli sulla lingua, quindi agite e vuotate il sacco, ogni tanto ci vuole. Vergine, per voi che siete invece sempre così compassati e gentili, ecco, ci vuole una luna un po' complice. Vasco Rossi cantava: la vita non è facile, a volte basta un complice, tutto è già più semplice. È quello che accadrà oggi. Bilancia, per voi oggi la luna parla di danari e vi propone anche un piano di spesa decisamente molto interessante da valutare, ma solo con il consiglio del partner.
Scorpione, la vostra realtà oggi si tinge di romanticità, arriva la Luna a stuzzicare Venere e poi piano piano gli altri pianeti che avete nel segno intorno a voi, per cui oggi comincia un gioco di intrighi in amore molto interessante, bene anche al lavoro. Sagittario, per voi oggi la giornata è sempre un po' tutto un fremito, morite dalla voglia di dare fuoco ai cannoni e partire per la vostra grande impresa, ma bisognerà pazientare ancora un po'. E in tutto ciò oggi potrebbe arrivare invece una bella notizia inaspettata che vi depone bene per il futuro. Capricorno, per voi oggi la giornata è molto più stuzzicata dagli amici, proprio perché vi renderete conto che nonostante a volte giocate a fare i burberi, avete tanto affetto intorno a voi. Acquario, giornata oggi sorprendente, anche se la luna è un po' urticante con voi, per cui per quanto succedono per adesso con Plutone che dialoga un po' con tutti i pianeti ospite nel vostro segno, può succedere di tutto. Il vostro umore non sarà proprio quello aderente allo stato di grazia, ecco, mettiamola così. Pesci, per voi oggi la giornata è molto scandita da questa luna in Scorpione che vi aiuta, vi sostiene, rimette a posto le energie, vi dà dei consigli e soprattutto vi fa incontrare una persona speciale. Se siete già in coppia, sarà una persona divertente e utile che vi potrà sostenere nel lavoro. Se invece siete single, oggi è una gran bella giornata, non è il caso di stare a casa. A Carlo di Borbone venne l'idea di creare istituti per la formazione delle forze armate del Regno di Napoli. Così un gruppo di ufficiali napoletani studiò le esperienze militari delle principali scuole d'Europa. Il 18 novembre 1787 nasceva la Real Accademia Militare della Nunziatella, la più antica scuola militare al mondo. Come l'acqua che scorre sul dorso di un'anatra. Sembra una frase molto poetica, vero? In realtà questa è la traduzione letterale di Like water off a duck's back, frase idiomatica che in italiano si può rendere con come parlare a un sordo. Il matto di oggi è lo scrittore Klaus Mann, figlio del premio Nobel Thomas Mann. Klaus fa uso di droghe e di alcol, proclama la propria omosessualità e per questo viene privato della cittadinanza tedesca. A Cannes decide di farla finita con un'overdose di barbiturici. Ci salutiamo con la frase del giorno. Se hai ragione, non hai bisogno di gridare.